Mi fa gran piacere ovviamente adesso eh, presentare Alessio Sopracasa, che è proprio il motivo per questo convegno, grazie alla pubblicazione di questo enorme volume che potete vedere fuori, Venezia e l'Egitto alla fine del Medioevo, le tariffe di Alessandria. È anche l'autore dell'altro libro che abbiamo qui, Costantinopoli e Levante, dunque ha lavorato molto in questi anni, penso. Eh, eh, Sta terminando un periodo all'università al CNRS di Parigi e ha un nuovo posto a King's College London che inizierà. Ecco, Alessio. Molte grazie. Nel corso dei secoli XV e XVI, la presenza commerciale veneziana a livello mediterraneo e non solo è un fatto che non necessita di particolari dimostrazioni, ma proprio la grande varietà geografica di tale presenza rende necessario cercare di integrare la visione ampia delle grandi correnti dei traffici commerciali e quella dei rapporti fra poteri centrali con un approccio, se così posso dire, decentrato, che metta cioè in risalto il rapporto dell'elemento locale, che consiste nell'incontro fra i mercanti e le rappresentanze consolari di Venezia da un lato e dall'altro le autorità e i mercanti dei diversi luoghi nei quali approdavano le navi veneziane. I documenti conosciuti come tariffe, scoperti e inizialmente valorizzati dal professor Ugo Tucci, trovano una delle loro principali ragioni d'essere, oltre che la loro importanza come oggetto di studio, proprio nel riuscire a dare un quadro di aspetti determinanti dell'attività mercantile svolta in loco. Un quadro che sarà più o meno dettagliato a seconda dell'ampiezza del testo pervenutoci. Fra XV e XVI secolo, dunque, la presenza commerciale veneziana riguardava, semplificando, 4 aree principali: Alessandria e l'Egitto, la Siria, Costantinopoli e la Romagna, le Fiandre e l'Inghilterra. Non è un caso dunque che per ognuna di queste aree ci sia aggiunto almeno un esemplare di tariffa. Se un manuale di mercatura toscano, come quello di Pegolotti, aveva una visione geografica multicentrica, il corrispettivo veneziano invece prendeva Venezia come punto di partenza e la metteva in relazione con le diverse piazze commerciali toccate dai mercanti della Repubblica. Cioè a Venezia non si dava conto di rapporti commerciali sui quali la città non avesse lasciato la propria impronta. Le tariffe di cui si sta parlando ora fanno un ulteriore passo in questa direzione, per cui alla centralità veneziana si associa la specializzazione geografica: Alessandria, le principali città della Siria, Costantinopoli e l'Inghilterra, in documenti fatti da veneziani per veneziani. Dato che si è parlato di manuali, sarà opportuno sgombrare il campo da equivoci. Le tariffe non sono dei manuali, non hanno cioè, a differenza delle cosiddette pratiche di mercatura, finalità formative. Le tariffe sono invece dei testi di natura pratica, destinati a fornire una visione precisa dell'attività mercantile quotidiana e di certi aspetti dello scambio commerciale, non tanto della compravendita in sé, ma di tutto quanto vi sta attorno. L'elemento comune a tutte le versioni delle tariffe giunteci, indipendentemente dal loro grado di elaborazione, sono le liste delle spese date merce per merce a carico dei mercanti veneziani. Spese per la manipolazione della merce, pesatura, trasporto, per le tasse doganali, per i diritti consolari e via dicendo, dando così anche notizia del personale assai vario con cui i mercanti venivano a contatto. Le tariffe nascono per esigenze legate al buon svolgimento del contratto di commissione, per cui tanto il maestro o committente a Venezia quanto il fattore o commissionario oltremare potevano avere una chiara idea di quelle che dovevano essere le spese affrontate dal secondo e che andavano messe in conto al primo. I documenti di cui si sta parlando riguardano il XV e nel caso della Siria il XVI secolo. In realtà il termine tariffa trovava svariate applicazioni. A Venezia era chiamato tariffa anche il manuale di mercatura e il tipo di tariffa che qui interessa non scomparve dopo il XVI secolo,
Ad esempio, nel fondo dei 5 Savi alla mercanzia esiste una tariffa di Alessandria manoscritta collocabile fra la fine del XVII e l'inizio del XVIII secolo. Come si è detto, questi testi mettono in avanti l'elemento locale e si raccolgono un insieme di esperienze e di saperi che sono andati maturando e formandosi a seguito dell'incontro fra veneziani e autorità e mercanti del luogo di volta in volta preso in considerazione. Se per la tariffa d'Inghilterra non ci sono informazioni, sappiamo invece che le cinquecentesche tariffe di Siria sono state inizialmente elaborate, o per meglio dire riformate, dal console Pietro da Molin negli anni 30 del secolo, per poi essere riprese e ulteriormente aggiornate negli anni 80. La tariffa di Costantinopoli del 1482 è stata elaborata dal Consiglio dei Dodici e dal Bailo della città, il celebre Battista Gritti. Almeno una parte di quelle di Alessandria, di fine XV, inizio XVI secolo, è il frutto di un accordo datato 1490 fra il console Ambrogio Contarini e le autorità del porto e della dogana della città, scritto in arabo e quindi tradotto. In questa sola occasione si menziona anche la controparte locale, ma è evidente che questa ha avuto un ruolo anche nell'elaborazione del contenuto delle altre tariffe, o parte di esse, poiché trattano di spese a beneficio del personale e dell'amministrazione inglese o turca. A seconda appunto del testo considerato, il coinvolgimento dei rappresentanti consolari veneziani e delle autorità locali conferisce alle tariffe un'altra delle loro caratteristiche, e cioè l'ufficialità. Non si trattava di suggerimenti o dell'esposizione di vaghi principi generali, ma di regole da seguire. Inoltre, per la tariffa di Siria esiste anche una deliberazione del Senato del 5 marzo del 1537, con la quale l'Assemblea riconobbe come ufficiale la tariffa elaborata dal console da Molin. Questi documenti, inoltre, sono stati redatti secondo una tempistica non casuale. L'accordo concluso nel 1490 dal console Contarini ad Alessandria potrebbe essere senz'altro una conseguenza del buon esito della trattativa per il rinnovo delle pattuizioni svoltasi proprio fra 1489 e 90. In precedenza, la tariffa di Costantinopoli porta alla data del 1482. È ben noto che la lunga guerra di Morea fra Venezia e gli Ottomani si era conclusa nel 1479 e nonostante la sconfitta, il trattato con Maometto II del gennaio di quell'anno aveva rappresentato per la Repubblica una nuova possibilità di proseguire o riprendere gli scambi commerciali con la capitale ottomana, come chiarito anche dall'esempio del mercante veneziano Marco Bembo. Anche se il collegamento è forse un po' tenue, si noterà che la versione del 1434 della tariffa siriana cade lo stesso anno in cui, nell'ambito dell'amministrazione ottomana, Aleppo venne equiparata in importanza a Damasco. È importante fissare la posizione occupata dalle tariffe rispetto ai trattati generali, ai patti, di cui ha appena parlato Ermanno Orlando. Questi ultimi rappresentano l'incontro fra due centri e servivano a fornire i principi generali della presenza veneziana in un dato luogo. Essi si collocano pertanto su di un piano differente da quello delle tariffe. Queste ultime tengono presente il senso dei trattati, sono ad essi posteriori perché presuppongono la loro esistenza, ma sono ad essi in qualche modo complementari, come un necessario approfondimento, poiché rispondono ad esigenze che in molti casi non erano nemmeno note o ben conosciute o ancora correttamente comprese dalle autorità centrali. Se l'accusa di avere violato i termini dei privilegi era parte integrante della dialettica impiegata da Venezia nei confronti delle potenze straniere, le tariffe possono essere viste anche come un modo per affrontare localmente conflitti esistenti o solo potenziali che si presentavano sulle varie piazze e che nella maggior parte dei casi erano legati a questioni locali. Le tariffe quindi, redatte in loco e restando pur sempre un documento ufficiale, contribuiscono a compensare la visione centralistica che si ha quando si ricorre alla narrazione proposta dagli organi della madrepatria, per esempio quella delle deliberazioni del Senato. È compito arduo stabilire la formazione di questi testi e individuarne le fonti. Sul modo in cui si poteva procedere ci informa il console uscente di Damasco, Domenico da Molin,
che nella relazione presentata in collegio nel 1548 scrive che, cito, le tariffe e della mercanzia e della cancelleria che hanno bisogno di essere riformate e perché il consule è solo in Damasco e non ha seco mercadanti con i quali potesse, secondo gli ordini, reformare esse tariffe, si potria reformarle in questa città, ritrovandosi molti mercadanti venuti nuovamente della Soria, pratici e intelligenti e che sapraranno dare la riformazione si ricerca per il reformare di esse tariffe. Ma a seconda dell'ampiezza che si è voluta dare alla trattazione, i redattori hanno certamente fatto ricorso anche a fonti scritte, in alcuni casi piuttosto limitati, per esempio ai manuali di mercatura. Le tariffe inoltre erano pubbliche. Di quelle di Siria si dice ad esempio che doveva essere esposta negli uffici veneziani del Cottimo e inviata ai consoli di Damasco, e certamente materiale simile era disponibile nelle cancellerie veneziane d'oltremare. Niccolò Turiano, cancelliere del console veneziano di Alessandria, il 21 luglio 1456 rogò un atto riguardante delle nocciole, che qui non interessa nel merito, a fianco del quale riportò una lista di spese per quella stessa merce, qui trascritta sulla sinistra, che è sostanzialmente identica a quella delle tariffe sulla destra, sia nel contenuto che nella forma, varia l'ordine delle voci. Dell'archivio della Cancelleria veneziana di Alessandria faceva parte anche l'accordo del 1490 sottoscritto dal console Contarini, di cui si è detto poco fa. Lo sappiamo perché così è scritto nel preambolo di questo documento. Inoltre le tariffe non solo possono ricevere materiale dalle pratiche di mercatura generali, ma possono a loro volta fornirne a questi stessi testi. È quanto accaduto in quella che ho chiamato Tariffa Rimondo, manuale di mercatura del 1494, all'interno del quale è stata trascritta la tariffa d'Inghilterra. Considerata la loro specializzazione geografica e il loro grado di approfondimento, è chiaro che le tariffe offrono informazioni che non si trovano in alcun altro documento, se non sporadicamente e in maniera niente affatto sistematica, in lettere commerciali, atti notarili o per quel che riguarda le informazioni metrologiche e numismatiche nelle pratiche di mercatura. Più probabile trovarne nella contabilità, le cui liste di spesa possono assomigliare davvero molto a quelle delle tariffe. Le tariffe sono parte integrante della cultura mercantile e anche più in generale marinaresca. Il codice conosciuto come Atlante Corner, di cui ha parlato anche ieri il dottor Falchetta, della fine del XV secolo e conservato alla British Library, contiene carte nautiche, portolani e materiale che si usa a indicare con l'espressione ragioni per marinai, ma anche testi di natura prettamente commerciale come una tariffa di Alessandria. Fra quelle a cui si è accennato, le sole tariffe ancora inedite sono quelle di Siria. Ne vorrei ora dare brevemente conto in maniera necessariamente parziale. Ne esistono 3 esemplari conservati tutti qui a Venezia, all'Archivio di Stato, alla Biblioteca Marciana e alla Biblioteca del Museo Correr. Nel 1516-17 la conquista ottomana aveva ridimensionato l'importanza di Siria ed Egitto, facendone 2 province. Il governatore di Aleppo rimase in un primo tempo subordinato a Damasco, per poi divenire indipendente ed essere considerato alla pari con quello appunto di Damasco a partire dal 1534. Ad Aleppo intervennero i membri dell'elite politica locale, che molto fecero per potenziare le infrastrutture economiche della città. Ad esempio, negli anni 70 del secolo venne costruito il caravanserraglio noto come Khan al-Gumruk, per il quale è presente anche una spesa nella tariffa dell'archivio che lo chiama Khan del Comerchio, che è in sostanza la traduzione di Khan al-Gumruk, comerchio e Gumruk indicando l'imposta doganale. Era l'edificio commerciale più grande della città e serviva anche come residenza per i mercanti europei. Così Aleppo fiorì, divenendo nel corso del XVI secolo la terza città più grande del sultanato dopo Costantinopoli e il Cairo. Allo stesso tempo Damasco vedeva diminuire significativamente il proprio ruolo nel commercio internazionale. Come detto, la tariffa di Siria che ci è giunta è frutto di un'evoluzione. Secondo l'esemplare dell'archivio, il testo riconosciuto ufficiale dal Senato nel 1537 venne ripreso 50 anni dopo e aggiornato, con l'importante precisazione che le faccende, cito, le faccende che si fanno ora in La Soria sono ridotte tutte in Aleppo e in Tripoli
e il traffico da Damasco è finito. È noto che il consolato veneziano in Siria, originariamente a Damasco, venne spostato in via definitiva ad Aleppo nel 1548. Queste sono alcune delle merci per le quali sono repertoriate le spese nelle tariffe limitatamente alle due città principali di Tripoli e Aleppo. Le tariffe chiariscono bene che il viaggio dei mercanti e delle merci nella sua fase finale, andando verso la Siria, si poteva comporre di tre tappe. Dapprima Cipro, anche se non era un obbligo, e in particolare la località detta delle Saline, sulla costa meridionale dell'isola, antistante la riva siriana, da dove si poteva prendere a nolo una nave per dirigersi a Tripoli. La baia, con Larnaca, fu un punto d'approdo importante per le navi veneziane anche dopo la conquista turca dell'isola. Tripoli poteva essere la destinazione scelta, ma essa era anche, il porto della città di Aleppo, per raggiungere la quale si pagavano delle spese per il trasporto presenti nelle tariffe. Tariffe che, per ragioni che ritengo cronologiche, non menzionano Alessandretta o Iskenderun, più a nord, molto più vicina ad Aleppo e che sul finire del secolo divenne proprio il porto di questa città. Come detto, le tariffe danno conto delle principali operazioni di manipolazione della merce. Quella che forse è la più delicata è la pesatura, e ne ha anche accennato Ermanno Orlando in precedenza. I momenti in cui essa avveniva, per le merci che vi si prestavano ovviamente, erano diversi, in dogana, alla vendita o per operazioni dette di ripesatura. A questo riguardo la seta riceveva un'attenzione particolare, poiché le tariffe indicano un dazio della bilancia, che peraltro si pagava anche a Bursa, in Anatolia, che assieme ad Aleppo era il grande centro di distribuzione della seta persiana in territorio ottomano. La seta veniva pesata con pesi diversi a seconda che fosse seta locale, per esempio la paesana o la tripolina, o di origine persiana. Nel 1562 il console uscente di Siria, Lorenzo Tiepolo, descrisse bene l'importanza di questa pesa. La bilancia si trovava in un luogo pubblico dove si recavano tutti quelli che volevano far pesare le sete per venderle. Durante il consolato del Tiepolo, i persiani che portavano la seta in Aleppo si recarono dal Cadì dicendogli che i veneziani avevano alterato la bilancia. Il console negò decisamente l'accaduto, ma il Cadì non volle sentire ragioni, per cui al console non rimase che la cosiddetta battelazione, cioè il boicottaggio delle sete provenienti dalla Persia, che funzionò. Una volta verificato di persona che la bilancia era ritornata nella condizione precedente e che la cosa era stata annotata nei registri del Cadì, mise fine al boicottaggio. Ma ottenne di più, cioè fece fare un peso con il quale in futuro sarebbero state pesate le sete e ne fece fare anche un altro esemplare che mise nella cancelleria del consolato a perpetua memoria. Altre spese fisse sono naturalmente quelle per i dazi doganali. All'importazione a Tripoli si pagava un dazio in percentuale sulle stime della merce, secondo queste percentuali. Il principio della tassazione è enunciato dalla tariffa dell'archivio. Le merci oggetto di misura lineare pagavano il 2%, quelle vendute a conto o a numero il 7%, mentre quelle che venivano pesate, cioè la maggior parte, il 3%, con alcuni casi particolari. Questa tassazione corrisponde, in sostanza esattamente, al quadro fornito dal regolamento ottomano per il porto di Tripoli, emanato nel 1571. Questo testo, nella traduzione proposta da Mantran e Sauvager, è fatto precedere da un preambolo datato 1547, nel quale è evocato lo spostamento del traffico commerciale delle galere franche da Beirut a Tripoli, dove però mancava un regolamento in materia fiscale, come invece c'era nell'altra città, il che aveva immancabilmente condotto ad uno scontro fra, da un lato, i mercanti, che volevano versare quel poco che fino ad allora veniva richiesto alle piccole imbarcazioni, le sole ad essere tassate, e dall'altro lato gli agenti della dogana di Tripoli, che invece volevano introdurre i dazi di Beirut. La questione venne sottoposta anche all'attenzione della Porta, ma alla fine le parti giunsero ad un accordo. Mi sembra che il passo mostri come l'accordo sia stato trovato localmente e fissato in un documento frutto dell'incontro fra autorità locali e mercanti stranieri, il che naturalmente rappresenta un interessante collegamento con le nostre tariffe e il modo in cui venivano elaborate.
Peraltro, dal punto di vista ottomano, l'amministrazione centrale tendeva a demandare la gestione degli affari legati alla presenza dei mercanti stranieri ad ufficiali subordinati. Si faceva così ricorso a negoziati ad hoc e si elaboravano regolamenti locali il cui oggetto era appunto il commercio, mentre le materie più prettamente politiche trovavano posto nelle capitolazioni. Tale dazio si pagava anche se la merce eh, proseguiva per Aleppo, dove si pagava un ulteriore dazio, sempre basato sulle stime del 2,5%. Riguardo alle esportazioni mi limiterò a parlare rapidamente delle spezie. Le tariffe sottolineano che i veneziani pagavano l'ossera sulle spezie. Il termine viene dall'ottomano osro, mi scuso per la pronuncia, a sua volta dall'arabo la decima. Infatti la tariffa dell'archivio si apre proprio con una lista delle spezie in questione, lista che ritroviamo poi molto simile anche nelle altre due tariffe, dove esiste anche naturalmente quella delle spezie che non pagavano questo dazio, e qui ne do una lista molto, molto succinta. La tariffa del Museo Correr precisa che le spezie che non pagavano l'ossera erano quelle provenienti dalla Zimia, cioè dalla Persia, mentre quelle che la pagavano venivano dall'India. Il tasso applicato alle stime, ancora una volta, della merce era del 21%. Le tariffe parlano a volte delle due ossere. Questa tassa infatti sembra essere stata composta da un 11 più un 10%. Quest'ultima percentuale, dalla tariffa del Correr, viene chiamata la parte del Moro. Le lettere scritte da Aleppo dal mercante veneziano Andrea Berengo alla metà del XVI secolo e pubblicate da Ugo Tucci mostrano quanto questa tassa potesse diventare nella pratica commerciale un'ennesima occasione di scontro con le autorità locali, il che non fa altro che provare una volta di più l'importanza di documenti come le tariffe, grazie alle quali il mercante veneziano poteva certamente agire in maniera assai più consapevole. Il console veneziano e il Consiglio dei Dodici avevano deciso in favore della battallazione, quindi del boicottaggio delle spezie, a causa del Defterdar Morat Celebi. Defterdar era una sorta di direttore finanziario, un ufficiale con competenze di ordine finanziario. La misura si era resa necessaria perché il Defterdar aveva imposto il pagamento dell'ossera a Tripoli e non più ad Aleppo, come era stato fino ad allora, con una perdita per i veneziani di circa il 7%. Alla fine i veneziani l'ebbero vinta e l'8 gennaio 1556 il Consiglio dei Dodici pose fine al boicottaggio. Direttamente collegato a quello sui dazi era l'argomento delle stime delle merci, considerato il numero e l'importanza di dazi e tasse pagati ad valorem. Quando le tariffe o anche i documenti di parte ottomana fissano una percentuale per i dazi, non hanno risolto il problema, poiché resta da stabilire a cosa quella percentuale andasse applicata. E qui entrano in gioco le stime, che vanno tenute distinte sia dal prezzo di vendita negoziato fra venditore e acquirente, che dal cosiddetto NAR, cioè il prezzo fissato localmente dalle autorità pubbliche del mercato. Le stime erano un ulteriore terreno di confronto fra autorità locali e mercanti veneziani, il che doveva renderle spesso il frutto di negoziati fra le parti. Esse trovano molto posto all'interno delle tariffe siriane sia per l'export che per l'import. E se sono ben informato, notizie sulle stime sembrano essere piuttosto rare nella documentazione ottomana. L'importanza delle stime è ribadita anche dal console Alessandro Malipiero nel 1596. In sostanza egli affermò che ogni nuovo Defterdar, ad esempio, che giungeva ad Aleppo, voleva metter mano alle stime, minacciando di modificarle per ottenere donativi. Nella prima metà degli anni 90 c'erano stati appunto dei problemi in questo senso, cioè da parte ottomana si voleva che le stime fossero basate sul prezzo corrente di vendita, invece che sulle stime vecchie, come scrisse il console Malipiero, rispetto alle quali si era forse creato un divario sempre più importante, forse anche a causa delle svalutazioni monetarie degli anni precedenti, il che sembra deporre a favore della legittimità di tale richiesta, cioè in sostanza si voleva un semplice aggiornamento, non era un abuso. Comunque sia, l'abitudine di ricorrere alle vecchie stime conferma l'importanza del loro inserimento nelle tariffe.
È utile ricordare che le tariffe raccolgono altre spese indicate come usanze. Tale termine ha un ruolo importante nell'elaborazione di questi documenti che hanno vocazione a raccogliere abitudini sviluppatesi con il tempo e la pratica commerciale. Le usanze in questione non rientrano nelle categorie precedenti, nel senso che nessun servizio le giustifica, ma si tratta di gratificazioni di cui beneficiano alcuni membri dell'amministrazione locale semplicemente perché occupano il posto che occupano. Si tratta di una procedura estremamente diffusa che, al pari delle varie cortesie o mangerie, crea un legame con ufficiali di rilievo che potevano influenzare l'andamento del commercio e la presenza veneziana in loco, in modo da non dover costantemente, come si diceva, consar mastellada, cioè cercare di raggiungere un componimento pacifico. Tali metodi non suscitavano la reazione della morale, poiché si trattava di un modo di agire diffuso e riconosciuto, tanto riconosciuto da trovare posto appunto nelle tariffe che ne codificano l'uso. E se ne parlano come di una spesa a carico delle galere che arrivavano a Tripoli. Dopo l'ancoraggio, ogni galera doveva dare al Sanjak Bey, cioè il governatore del distretto, una veste di damasco, anche i colori erano codificati, cremese, paonazzo, colori di un certo prestigio, una cesta di oggetti in vetro, 6 panni di zucchero, 10 scatole di dolciumi. Al Cadi, che amministrava la giustizia, una veste di damasco color cremese. Al Ketkuda, maggiordomo, maestro di casa, era una sorta di incaricato d'affari per un membro importante del governo, probabilmente in questo caso il Sanjak Bey, una veste di colore paonazzo. Al Subashi, un ufficiale con incarichi di polizia, una veste del medesimo colore e una cesta di oggetti in vetro. All'Emin, un ufficiale pubblico incaricato di raccogliere le tasse, una veste di damasco cremese, una cesta di oggetti in vetro, zucchero e dolciumi. Da notare che gli oggetti in vetro avevano a quel tempo una grandissima importanza negli scambi commerciali fra Venezia e il Levante. Il console uscente di Siria, Andrea Navagero, negli anni 70 del secolo affronta l'argomento dei donativi. Lo cito: «Ho sempre procurato di conservarmi la grazia e l'amicizia di quei principali signori ministri, e con amorevoli uffici e condoni, senza dei quali è impossibile conservarsi lungamente la loro benevolenza». Le ragioni di un tale comportamento vanno anche ricercate nella venalità delle cariche, un sistema che era già ben presente al tempo dei Mamelucchi. In sostanza, le cariche più alte erano pagate profumatamente alla porta, ma, commenta il console Malipiero alla fine del secolo, i nuovi titolari, cito, presto si risarciscono di quanto vengono a spendere, con ciò sia che il Beyerbey scortica tutta la provincia, i defterdari scorticano gli emiri o emini, ovvero appaltatori, ed i cadì quelli che gli passano per mano. I ministri minori, che sono divorati dalle maggiori, la rendono con avvantaggio a quelli che a loro sono sottoposti. L'importanza di intrattenere buoni rapporti con gli amministratori locali risiedeva anche nel fatto che il mancato rispetto dei comandamenti, dei capitoli delle paci o delle consuetudini, così importanti nella formazione delle tariffe, era a sua volta una consuetudine, come ebbe modo di lamentare il console Vincenzo Dandolo nel 1602. E ciò aiuta a misurare la distanza fra il centro e la periferia del sultanato. L'amministrazione ottomana era infatti organizzata su più livelli, ciascuno con un certo grado di autonomia. Mettere in pratica i trattati era una responsabilità delle autorità locali, ma le esigenze locali non necessariamente corrispondevano a quelle dell'amministrazione centrale. Erano numerose le dispute che nascevano localmente, ma erano numerose anche quelle che localmente venivano risolte, magari con un viaggio del console da Aleppo a Tripoli. Infatti sembra che solo una minoranza di dispute locali fosse sottoposta all'attenzione della Porta. Fu così che negli anni 90, per il console Tommaso Contarini, che per ovviare alle, come diceva lui, molte rapine di Tripoli, aveva chiesto e ottenuto l'intervento di un funzionario della Porta inviato da Costantinopoli, che portava con sé diversi comandamenti per cercare di limitare gli abusi dei ministri turchi locali. Tale funzionario venne però aggredito sulla strada per Tripoli e spogliato dei suoi averi, compresi i comandamenti, forse da uomini inviati dai ministri stessi. Come accennato in precedenza, le capitolazioni costituivano la base delle relazioni giuridiche e politiche fra Venezia e il sultanato. Nel mondo ottomano ai privilegi si andavano ad aggiungere, come nel caso appena presentato,
ordini supplementari che integravano disposizioni più generali o risolvevano problemi presentatisi localmente nella pratica quotidiana degli affari, andando così a formare la pratica amministrativa corrente a livello locale. Molti riguardavano proprio argomenti che abbiamo visto, come dazi doganali superiori a quelli stabiliti, oppure la sovrastima delle merci da parte dei doganieri di Aleppo, che si ritrovano anche, per esempio, nelle serie Valia, Costantinopoli o documenti turchi dell'Archivio di Stato, e che sono anche gli argomenti di cui trattano le tariffe, che si collocano così in questo variegato insieme di documenti e nell'ambito di questa tensione fra centro e periferia. La Siria, però, era anche una porta per un Oriente più lontano di quello mediterraneo, di cui tiene conto la tariffa della Marciana. In chiusura si trovano infatti dei passi che riprendono nella forma e nel contenuto i manuali di mercatura, confermando i legami di questa tipologia documentaria con le tariffe. Vi si parla di Baghdad, con informazioni circa i pesi e le misure in rapporto con Aleppo, e le monete, precisando che vi si recavano molti mercanti e che l'argento era un metallo assai più gradito dell'oro. Infine vi si espongono sinteticamente i dazi. La tariffa aggiunge poi alcuni dettagli sui pesi di Bassora, mentre le misure e la moneta erano le stesse che per Baghdad. È presente anche un terzo luogo, Hormuz, e la tariffa si occupa anche in questo caso di equivalenze metrologiche. La merce evocata per tutte queste località sono le spezie. Come è noto, fra gli anni 30 e 40 gli ottomani conquistarono l'Iraq con Baghdad e Bassora, ma successivamente il tentativo di prendere Hormuz ai portoghesi fallì. I portoghesi proprio da Hormuz controllavano il traffico nel Golfo Persico, che crebbe molto in importanza. Di conseguenza un canale molto usato dagli ottomani per il rifornimento in spezie dall'India e in seta dalla Persia furono le carovane che coprivano la strada fra Bassora e Aleppo, allora entrambe in fase di notevole espansione. E anche Hormuz conobbe un grande sviluppo commerciale, divenendo un emporio internazionale per il commercio asiatico e il centro del commercio fra India e Golfo Persico. Anche i mercanti europei, compresi i veneziani, prendevano parte a queste carovane. Peraltro il trasferimento dei veneziani da Damasco a Aleppo può essere messo in relazione anche con l'importanza crescente di questa carovana. Sul finire del secolo c'erano a Hormuz mercanti veneziani ben insediati e in rapporti d'affari con svariate località dell'India, in particolare della costa occidentale, naturalmente, come Diu o Goa. Le tariffe quindi ci consentono di vedere anche verso un Oriente ulteriore rispetto al Levante mediterraneo, un'altra regione che comincia alle porte di Aleppo e giunge fino in India, con Hormuz al centro, un'India peraltro che non è misteriosa e lontana, ma è un luogo come un altro per commerciare. Grazie per l'attenzione. Grazie per questa relazione ricca di informazioni e molto stimolante, grazie. Allora, se potete cambiare i posti. E intanto faccio la presentazione della professoressa Suraya Farocchi, molto conosciuta come esperta sulla cultura e la storia ottomana, adesso professoressa all'Università Bilgi di Istanbul. Ha scritto un libro che si chiama Artisans of Empire, cioè l'impero ottomano ovviamente, pubblicato da E.B. Tauris nel 2009 e molto recentemente una raccolta dei suoi saggi pubblicata a Oxford dalla casa editrice Berghahn. Mi fa piacere presentare la professoressa Farocchi.
I say page down. Page down. Well, first of all, I need to excuse myself because I am struggling with this technology. Sorry about that. And secondly, you will see that my paper title is somewhat different from the paper title that you have in the program. The reason for that is that we all wrote our summaries at a fairly early stage of research and writing, and the material only took shape long after the gun in the 1590s, and in the long run, Dutch control of the routes leading to Europe was much more complete than that of the Portuguese had ever been. And in addition, to this problem, there was also the fact that the cloth manufacture, which we have heard about yesterday from Professor Jacobi, and which at first seemed to be a compensation for the declining possibilities in international trade, well, after 1600, this was also in difficulty. Well, all these matters have been studied and presumably explain why. Therefore, the interest of Venetian historians in the Ottoman-Venetian trade of this period has not been that great. However, and paradoxically, the Ottomans wrote a lot more about relations with Venice in the early 17th century than they had done before. And that's in fact why I asked the organizers for the kind of exceptional ruling. I know we were supposed to finish in 1600, and I asked for permission to finish in 1645 for the simple reason that our documentation in the Ottoman archives just gets so much richer after about 1610. So I thank the organizers for this. Well, first of all, what we need to keep in mind is that at the time, neither the Venetians nor the Ottomans knew that the downturn in the spice trade would be permanent, because after all, after the Portuguese voyages, there had been a severe downturn, and in the second half of the 16th century, a significant recovery. That didn't happen in the 17th century, and we know that from hindsight. But the Ottomans didn't know, and the Venetians didn't know either. So that explains that why they were more interested in this stage than maybe we are. Because the Signoria was willing to spend money and effort on the Spalato route, and it was also willing, as obvious from Ennio Concina's work, to spend a good deal of money on the revamping of an older palazzo as the place where all the Muslim merchants, mainly the Ottomans, were now to reside, the Fondaco dei Turchi. The Ottomans, wait a moment, I'm still struggling, with this, had probably other reasons for writing more about the Venetians in the early 17th century than they had done before. I mean, first of all, of course, we know that for the Ottoman government, relations between Venice and the empire
were dominated by war and trade, trade and war. And the reason why I said 1645 is, of course, the beginning of the war over Crete. So in the long run, it is the Ottomans that kind of cut pieces out of the Stato da Mar until there isn't that much left, that is, in the 18th century. At the same time, I mean, we now know that it's not, you can't just say, oh yeah, the Ottomans are motivated by spreading Islam into the Christian world. Well, on principle, that is right, but in practice, what is very important is the political struggle between various dignitaries. And in the early 17th century, that becomes a particular issue because we have several sultans who come to the throne as children, or, like Mustafa I, are not really capable of governing, which means that various dignitaries will have much more scope for influence, but then also for infighting. At the same time, the protection of Ottoman merchants in the Adriatic was a major priority as well. Maybe this was really an older issue, but our problem is that on these kinds of matters, Ottoman documentation begins in the 1550s. And I mean, there are now a variety of studies going on, starting with the work of Maria Pia Pedani, and then later Vera Costantini. And there are now younger colleagues writing their dissertations who all have been looking at the way in which not just the Venetians regarded the Ottomans, but also how the Ottomans regarded the Venetians. Now, I have been very much intrigued by Francesca Trivellato's work, and she basically deals with Sephardim trade networks, but the point that she makes goes beyond this, namely that the protection of merchant property was and is a precondition of trade. And the question is, well, how do the Ottoman sultans relate to this issue? Because, as we all know, I mean, there were all sorts of reasons why private property in Istanbul often was not that secure. The reason being that high-level dignitaries who were most likely to amass great fortunes also were liable to have their inheritances confiscated. Apparently, merchant wealth was more secure in the remote provinces, meaning, for instance, Cairo. And Nelly Hanna has shown that in Cairo it was perfectly possible for a merchant to gain a fortune and to display the fact. That is, one of them went to the Qadi, using him as a notary public to record his assorted transactions, and in the end, this man left about 1,000 documents from which it's been possible to reconstruct a merchant's career in the late 16th and early 17th centuries. It always made good sense for a merchant to avoid tax farming, but I mean, we can't go into this now. So what I think we need to keep in mind is that the Sultan's officials
are concerned with the protection of Ottoman merchants in the Adriatic for political reasons, but they are also interested in protecting the persons and properties of Venetian traders. And there are political and commercial concerns involved. I mean, on the one hand, this is the Adriatic is a very insecure environment. Trade, war, and piracy were inseparable. Well, I mean, around 1800, Goethe knew this very well because he calls the unholy trinity of war, trade, and piracy as, you know, something, as entities that are completely inseparable. Now, the reason why we can look at the Ottoman perspective at this point, and not so much in earlier times, is because in the early 17th century, the Ottoman Chancery began writing specialized registers. I mean, until roughly the late 16th century, we have the registers of important affairs. I mean, some 12 of them have been published. And they have everything. I mean, an affair that occurred in Tripoli in Libya and an affair that occurred in Sarajevo can be on the same page, which makes it, of course, quite difficult to find anything, especially when those things had not been digitized. So presumably, for more efficient administration, the Ottoman sultans must have ordered, or the bureaucrats must have had the idea that it would be practical to make separate registers of the texts issued to the subjects of foreign rulers. And the Venetian variety is the earliest. We have several registers that all date to the years 1617 to 1619. So all at once, there's a wealth of information. And later on, they then produced other specialized registers concerning the complaints of subjects. In the 18th century, we have even further specialization. So my impression is that here, two separate things come together. On the one hand, political and economic concerns, why peace and trade with Venice should be of interest in Istanbul, and on the other hand, this kind of bureaucratic elaboration, which, I mean, is, I think, very fundamental if you look at the way the Ottoman Empire was run. So, I mean, what we are using here are the so-called registers concerning foreign states, and in the Venetian case, responses to petitions from the Bailo. And these things can contain very ordinary, very everyday kinds of problems. We will see them in a minute. So on the other hand, the instability at the center, and we have to keep in mind that this hadn't happened before. That, I mean, normally an adult sultan had succeeded an adult sultan. But in the early 17th century, for a variety of, you know, fortuitous reasons, that's no longer true. So, and on the other hand, the war with Iran is going very badly. The Ottomans actually lose one stage of the war. They lose all the conquests of the late 16th century. And, well, on the Habsburg front, the war has just ended, and it's kind of an uneasy peace. So apparently, at this stage, the
Venetians and relations with the Venetians are politically expedient, and the dues that can be collected are also most welcome. So therefore, I mean, we were going to, there's a lot here about the inter-imperial context and also about the problematic relations between Venice and Dubrovnik, in which the Ottoman center tries to act as an umpire. It's a very interesting story, but I think if we talk about this, it's going to get us off the topic. So, I mean, the first issue that's, I think, important in these registers is the question of protecting not just Ottoman merchants, but also Venetian merchants against piracy. And you all know about the ahitname, that's the Ottoman word for the capitulations. And they have been extensively studied. We don't have to go into that. But for our purposes, what's important is that there is a version of 1604 issued by Ahmed I, which sets up a framework which has to be filled by local agreements. And for the 16th century, we have just seen this in Dr. Sopracasa's work. On the other hand, here in the 17th century, we see that the bylaws also attempt to fill the gaps on the basis of reports that they have received from the Venetian consuls. And then the Sultan issues a separate order called Nishan-i Humayun, you can see it there, which spells out the regulations that maybe are not so clear or not really spelled out very clearly in the ahitname. And sometimes there's a reference to the ahitname, but not necessarily. You have to really think of a triad: the ahitname, the relevant sultanic commands, and then custom and ancient law. I mean, meaning, you know, mercantile custom also is included in this. And these three things govern, you know, issues like protection against pirates. Now, I mean, some of these pirates are Muslims and others are not, because for a while we have the difficulties between Venice and Dubrovnik, and also the policies of the Spanish governors in Naples and Milan, which are not necessarily the policy of Philip III. All this results in an increase of corsair attacks against the Venetians. In addition, we have the problem of the Uskoks, who are Habsburg-sponsored border warriors. And here the question is, well, yes, they are Christians, and Venice is responsible for security in the Adriatic. That was kind of agreed upon after the war over Cyprus. So the question is, who is responsible for what? And for instance, we find a text here in the register saying that the Venetians are subject to the King of Vienna, and they are not subject to the Venetians. If they are on the sea, the Venetian sea captains are supposed to chase them down. But if they land, if they go into the fortress of Senya especially, then the fact that they are subjects of the King of Vienna becomes important.
and then the Venetians are not supposed to follow them onto Habsburg territory. As for the Muslim corsairs, these people are often from Algiers, Tunis, or Tripoli, and they have their allies among the commanders of Ottoman fortresses on the Adriatic coast. And the Sultan orders that these people should refrain from giving support to corsairs who are also Ottoman subjects, because there is an agreement between the Sultan and Venice. I mean, the corsairs of Algiers and Tunis are not very likely to respect this, because they demand that agreements be made with them directly, but that for the Ottoman side is irrelevant. So what is important here is the behavior of Ottoman fortress commanders on the Adriatic, and especially that the question of the sale of goods that have been robbed. The commanders are not supposed to buy them, and they are not supposed to allow their subjects to buy and sell them. And if a Venetian merchant recognizes his goods, he is supposed to get them back. So all this is, shows that as a general principle, the Sultan upholds the rule that the possessions of Venetian subjects should be guaranteed. And also, I mean, while in practice it's often very difficult to follow Venetian subjects who have been enslaved, at least the principle is declared that it's not permitted to enslave Venetian subjects. And if local commanders on the Adriatic claim the opposite, then that is not supposed to be accepted. So, I mean, the attempt to prevent the sale of goods and of enslaved people show that, from the Istanbul side, there is a serious attempt to guarantee the safety and security of Venetian merchants. Well, and then, of course, we have the customs duties. We have seen them a few minutes ago. And what recurs quite a bit is that Venetian merchants are to pay only those duties previously agreed upon, and they are exempt from supplementary duties instituted at a later stage. And again, I mean, when you look at the text, you will see what is meant in concrete terms, taxes to benefit the Janissaries and others. And another issue is the demand for presents, that all sorts of local people and customs collectors will demand presents under the name of pishkesh, and that's not permitted either. In Izmir, there's yet another abuse, which has also been treated by Daniel Goffman, namely that, of course, I mean, merchants being merchants will try to not pay customs duties. When they get caught, the rule is that they have to pay a double duty. That is, if it's 5%, then they're supposed to pay 10% as a punishment. But that's apparently not what happens. Quite often, the customs officials will confiscate the entire, all the goods of this merchant, and our texts tell us that that's not, that confiscating the wares of the delinquent merchant is not permissible. A double duty should be sufficient.
And then, I mean, Vera Costantini, in her work on Cyprus, has shown that Venetian merchants returned to Cyprus quite soon after the war, and they were often involved in the salt trade. And here there is a rather funny issue, namely whether or not these people are permitted to have dwellings close to the seashore. Now, the reason for that is that if they are close to the seashore, of course they can smuggle. And therefore, we find the local administrator and the tax farmer of the salt tax saying they should live in the fortress. And they don't particularly want to, for obvious reasons. And it's also somewhat contrary to Ottoman practice, because normally the assumption is it's desirable to have Muslims living in the fortress and foreigners and non-Muslims outside the citadel. So it's maybe also in part because of this why the Ottoman Center does not agree. They say, no, the merchants should stay where they are. Of course, it also means protecting trade, because if they move, trade is disrupted. And then there is another issue which is also quite interesting, namely Venetian purchases of cotton. Well, you know that this is a very old story. I mean, already in Pegolotti's time, the typical places were northern Syria, Cyprus, the Adana region, and Aydın. Now, in the late 1500s, cotton had been among the prohibited goods, that is, that you couldn't export. And there were quite a few cases of prosecutions of merchants who did it nevertheless, because the price you could get from foreign merchants was way better than what you could get from the central administration. On the other hand, in the late 1500s and early 1600s, this prohibition is first limited by special privileges and in the end given up completely. I think there are several factors involved. First of all, war on the Mediterranean is no longer really an issue after the understanding with Spain. And on the other hand, money is urgently needed. Smugglers don't pay taxes. And on the other hand, you can get customs duties out of legitimate merchants. So therefore, this prohibition is relaxed, and in fact, exporting cotton becomes so important that Daniel Goffman once has suggested that the reason why Venetian, French, and English merchants were all attracted to Izmir was because the area also produced a local crop, namely cotton, and that imported silk was a later issue. So, I mean, then we have again all sorts of specifications. For instance, some merchants will buy their cotton in the hinterland, where of course the prices are cheaper. And then we find customs farmers who want to base the customs, because they are ad valorem duties, upon the value of the goods as they would be in Izmir. And there's a lot of dispute about this. And in the end, the central government says no. If a Venetian merchant has bought this in the hinterland, then the price that he paid there should be the decisive factor.
And I mean, there are all sorts of interesting but small-scale cases, also disputes with Venetians and Jewish customs farmers come into all this. But again, I mean, my time is running short and we can't talk about this. However, there is one aspect that I think we need to think about before we get to the conclusion. Namely, in these registers, it looks like small-scale infighting between customs farmers and Venetian merchants, and on one level it is. But on a higher level, it's also, I think, that the Venetians may get support from the center, in part because at this time, officials and especially military men serving the central administration gain control of the major tax farms and push out the Jewish tax farmers. I mean, Murat Chizakcha has done very interesting work on this, and presumably also in this difficult time, the government is trying to appease the military, which means that they are not particularly friendly to the claims of these Jewish customs farmers, and that, on the other hand, means that they are considerably more friendly towards the Venetians when they try to proceed against them. Now, what does the study of these edicts teach us? I mean, Daniel Goffman has suggested that the relative freedom of action that some provincial administrators had, especially in Izmir, worked against the Venetians, whose structures were too rigid to accommodate to the situation. And he thinks that the English were in a better position to benefit. So for Goffman, in the first quarter of the 17th century, the Venetians didn't stand a chance, not against their English competitors and not against the Sultan's subjects. But I have the impression, after working with the same material, that maybe this is too pessimistic a picture, because it seems that the Sultan's government at this time considered it useful to keep the Venetian merchants happy, and therefore officials were often ordered to protect the property rights of these otherwise vulnerable foreign traders. And if we go a step further, there's another question that we can ask. I mean, yes, there are, of course, many cases in which the Ottoman sultans are quite hostile to private property. But when we look at the sampling of edicts in these registers, we can see that this is not necessarily true, and in fact that the central power realizes that local administrators are quite capable of overstepping the bounds of their jurisdiction, and that it's necessary to kind of keep good order. Well, and I'm not so sure that Goffman's assumption of rigid structures is so valid here, because on the other hand, and the Steenskaart has said this many, many years ago, the Venetians had a very efficient consular system, which means that local abuses came to the attention of the bylaw fairly soon, and the latter could pass on, or sometimes maybe not pass on, the complaints that reached him
uh, from the field. And to make the last point, I mean, Murat Çizakça and other scholars have said that, well, I mean, if you operate out of Istanbul, it is not very easy to develop a business. On the other hand, I mean, the work of Nelly Hanna on Cairo has shown that in the 16th and 17th centuries, the situation is somewhat different in this place, which is somewhat remote. And Çizakça has called this the interstices of the system, where mercantile initiatives can develop. And it seems that for political reasons, foreign merchants, including the Venetians, were more likely than subjects of the Sultan to insert themselves into these protected spaces. Put differently, they had a better chance to enjoy the protection of their property rights to a certain degree, at least, than Ottoman subjects could hope for. At least, again, if the latter had the bad luck of living in the central provinces. In the long run, in the 1700s and early 1800s, we will see that non-Muslim subjects of the Sultan, in order to protect their property rights, have a tendency to seek foreign protection with serious consequences on the political and economic levels. But that, of course, is much later. We know this from hindsight, and by that time, the Venetian presence in the Eastern Mediterranean had long since passed into history. Thank you very much. Grazie. Allora, io credo che è molto importante per noi anche avere una prospettiva da un periodo posteriore al fuoco di questo convegno e sono molto grata personalmente di aver sentito questa relazione. Vorrei invitare gli altri due relatori a venire qua a prendere i posti. Io mi metto al podio. Qui abbiamo 4 sedie. Intanto potete concepire le vostre domande. Dunque, chi vorrebbe cominciare? Ci sono domande? O domande fra i relatori? Uno con l'altro? Professor Jacobi. Yes, Appelani. The first question is, you mentioned the documents in the Haram al-Sharif. Am I right in assuming that contrary to the Venetian registers, which had to be deposited by the notaries after they were filled, the documents in the Haram al-Sharif are not of the same type, in the sense that these are documents which were no more used and therefore collected in the archive? That's the first question. The second question is, you worked on Venetian and Western documentation. Are there any let's say Egyptian documents which
record agreements in which European merchants appear. I'm speaking, I mean, let's say you have a Venetian document in which you have local people appearing, and the problem is to which judge to submit the case. Now I wonder whether in a parallel way there are also documents which are available, or which you have found, or which you have knowledge of, in which the same situation with Europeans appearing in Egyptian documents. Okay, I'm not sure I understood the second question. You mean judicial documents involving two European litigants? Judicial documents, let's say Egyptian documents, Yeah. involving Europeans. Yeah. I start by the second question. We start having court records we have a few for the 16th century. The Sharia courts of Cairo and Alexandria have survived. They are more important for the 17th and the 18th. And there is a monograph in Arabic. I honestly, it's about the migration of Maghrebis to Egypt. It's a very important book, but honestly, I don't remember the author now. And he mentions some court records involving Venetians in the early 17th century. Okay, so we have something for the early modern times, nothing for the medieval, or almost nothing. For instance, there is a notarial deed preserved here in Venice, and it's an Islamic notarial deed involving a Venetian, for instance, a Venetian renting camels or something. So we can have, as long as we don't have archives in the Middle Ages, we have here and there a document. So it can happen. But as part of a court or archive, we have to wait until the early 17th century. Okay. So in this work, I will look for the reference and I will send it to you. But we have some mentions of trials, Ottoman sigil produced in Egypt, mentioning or involving some Venetians. And what we know about the Haram al-Sharif collection is that everyone assumed at the beginning, when it was first found in the 70s, that it was an archive. An archive means a systematic effort to preserve papers, irrespective of whether somebody is going to consult them or not. I mean, we just keep things for the future. We have a criteria. No. Further, there is a very important article by Müller where he realizes that he explains how the Qadi archive was transmitted from a Qadi to another. Okay, most of the papers were no longer valid when the Qadis moved to another location. This is a problem. So the second Qadi needs to recertify the important papers. So he himself, with new witnesses, renew the validity of some documents, the most important, and those who are going to be submitted to further claims. So the idea is that this has nothing to do with the Haram al-Sharif collection. These are the cases that were susceptible to be used in the trial against the corrupt judge. Okay, so the criterion behind the preservation of these boxes is the papers that are going to be used in the trial against a corrupt Qadi, which is not an archive. I mean, we are dealing here with some papers that have been preserved
because they were being used in a trial. Okay, so the idea is that we have papers, but this does not necessarily mean that we have an archive. Okay, the idea is that in medieval times, Arab judges did not create systematic archives. Professor Farocchi has a question. Yes, I would like to say that in the Sigilat of Bursa in the late 15th century, we find plenty of foreign merchants, not just Venetians, but also Florentines. And this is the earliest register that has come down to us from the 1480s, and there are studies based on that. So, I mean, and in Ankara, where the registers, unfortunately, only begin in the 1570s, there are plenty of Venetian and Polish merchants, because they come to Ankara to buy Angora wool. And there's even a case of a Venetian merchant who has been a victim of one of these military rebellions, probably, and he wants to live in the fortified enclosure where normally Muslims are supposed to live, and his petition is granted, presumably because of the insecurity of the times. So, I mean, in the sigils, there are plenty. Thank you. Professor Capo? Yes, I have a question to Professor Apelanis. Probably just at the beginning of your talk, you mentioned legal procedures of Western notariate. I would like just to make just a point about investitura and the problem of investitura. You spoke about Fides Publica, other things, but this is very important, whether investitura, some kind of it, was developed in the East or not. It's just similar to that procedure that was very important. Probably it is a little bit neglected, but it was absolutely important to have this investitura for a notary in the West. For instance, for Genoa, I have an example, when there was in Caffa no person who could give an investitura. They just addressed to a local count who had this right from the emperor. So, do you have the same case for the Eastern practices, or no? Yeah, two things, very briefly. Yeah, this is what I refer to as a legal fiction. We know that, for instance, in Genoa, let's say the chain of command from the emperor, Roman emperor, and the person who finally gave appointed somebody as a notary was broken. Okay, he was not really legitimate. But of course, you know, we have these imperial notaries everywhere, and they have public faith, and this is what is important. And it was interesting, for instance, in order to appoint a notary and send him to Chios, or you know, to the East in general, they mentioned that the validity of this is ubique terrarum. You know, it's like in all the area covered by the Roman Empire, and in any case, everywhere. So there is kind of, I'm not really dealing with that, but it's very intriguing. There is like a doctrine of, you know, behind this investiture of universal jurisdiction, what's happening in the East, whether the East belonged to us or not, was it Roman or not. And it's interesting, it was the same in Venice. Venice had their own notaries and their own law, but when they send somebody to the East, they send an imperial notary, and they have regulations for it, because it's that imperial character that guarantees the validity, that he can really produce valid agreements. So there's a kind of doctrinal development behind it that I don't really handle. And no, the Muslim notaries is precisely the opposite. I mean, they are the idea is that
they don't need it. They don't need a legitimate power, because notarizing at the end is bearing witness of things. And this is the responsibility, this is very Islamic, of anyone in the community. Okay? So this idea, this rejection of attributing specific powers to people, this is very Islamic. So the abuse of seeing things in this perspective where there's no institutions brings you to forget that at the end the Byzantine notaries acted in a very similar way. So the Islamic notaries had a very strong link that nobody has realized, honestly. I mean, I've been reading. In the Ottoman times, everything changes because everything is notarized by the judge. And it's notarized for good. So the traditional medieval notaries, the famous Adul, start to disappear slowly. It depends from local situations, but this is what we know. Grazie. Allora, ci sono altre domande. Benny. I would like to ask Professor Farocchi a question concerning the cotton business, the cotton trade. Yes? Oh, yeah. Okay. We all know that Venetians bought cotton in eastern territories, in the eastern Mediterranean, at least from the 14th century onwards, probably even earlier. They had a very rich experience in this field. And I would like to ask you whether the phenomenon that you mentioned of Venetian merchants going inland and buying cotton from cotton growers directly for lower prices could be related to earlier phenomenon which I studied from the late Mamluk periods in the Galilee in the 1480s. Venetian merchants who stayed in Acre, San Giovanni d'Acre, went into the interior, and actually gave money lent money to local growers as futures. Yes, they actually bought the crop of next year's crop for lower prices, and in this way they could gain money. They could have double profit from a credit operation and also from buying the cotton for lower prices. Do you think that similar practice? I know the practice. It's called selem by the Ottomans and very much disapproved of. I have never seen a text in which the Venetians are accused of engaging in selem. So in the cotton trade, of course, there's so much we don't know. But from the existing documentation, no. On the other hand, in a totally different trade, we do find it, namely in 16th century Cairo, when the Venetians are into exporting carpets. There they will give money to certain carpet weavers' workshops, and then they can specify the type of carpet that will be produced and hopefully have goods that will be easily saleable in Italy. That documents of that sort have been found, but a selem with respect to cotton growers, I don't know of any such thing. C'è una domanda dal professor Müller dietro. Grazie. Una domanda per
Ermanno Orlando e per Sopracasa. Ambedue hanno trattato elementi di natura pubblica e normativa. Volevo domandare se hanno mai cercato di confrontare il loro materiale con la pratica quotidiana, cioè un po' nei manuali di mercatura, ma in modo particolare nella contabilità di mercanti che lavoravano da quelle parti. Grazie. Rispondo io perché è molto semplice. No, io non ho fatto questo tipo di riscontri, quindi il mio livello è stato a livello normativo. Semmai, diciamo, le fonti ausiliari sono state sempre fonti più o meno normative o comunque tipo il Senato, tipo fonti di questo genere. Credo che invece Alessio abbia utilizzato molto, credo il notarile, fonti contabili, quindi forse... Allora, la risposta sarà soprattutto su Alessandria, che è l'argomento che ho approfondito di più. L'Inghilterra, mi sono limitato a dare un commento per quanto possibile al documento in generale. Le tariffe di Alessandria datano dalla fine del 400, primi del 500. La poca contabilità che sono riuscito a trovare ha riscontri, ma non possono esserci sovrapposizioni, nel senso che quelle liste di spese che si trovano nelle tariffe, cioè portare in dogana, immagazzinare in dogana, far uscire dalla dogana, portare al fondaco, far uscire dal fondaco, vendere, eccetera, pesare, non si trovano così distinte nella contabilità. Sono più in generale in quel grande gruppo di spese di mercanzia che poi in realtà ne includono anche molte altre. Può capitare, ne ho trovato anche per la contabilità per esempio magari di inizio 400, di avere un'unica voce di spesa associata a una sola cifra, quindi in cui si ritrovano quelle spese. Ho ritrovato riscontro dei dazi doganali presenti nelle tariffe, più difficile soprattutto per l'import. Il riscontro della variegata tassazione per l'export con i nomi il titolo della funzione, diciamo dell'ufficio, quello onestamente no. Le pratiche di mercatura sono troppo poco dettagliate per parlare di questi argomenti, non li trattano, lì ci sono argomenti di ordine metrologico, eventualmente numismatico, lì sì, naturalmente si possono trovare riscontri a volte anche abbondanti. Quindi le tariffe sono certo dei documenti pratici, ma poi nella vera pratica, che appunto viene data dalla contabilità o dalle lettere commerciali, a volte è un po' complicato trovare riscontro. In realtà si possono trovare qualcosa di più elaborato per la tariffa d'Inghilterra, però cronologicamente non coincide, nella contabilità Priuli, conservata al Museo Correra, che è una contabilità molto interessante perché ha una doppia, l'ammontare delle spese è doppio, cioè per ogni voce che effettivamente corrisponde a quello che trovo nelle tariffe nel dettaglio, che non ho trovato per esempio per Alessandria, c'è l'ammontare singolo, quindi se il costo per il trasporto di una certa merce è indicato con un'unità, ci viene dato il costo unitario moltiplicato nella colonna a fianco per il costo reale, cioè della quantità reale che la ditta stava trattando al momento. E lì ci sono delle sovrapposizioni piuttosto interessanti. Ce ne sono nella contabilità
di metà Cinquecento di Marco Bragadin, ancora una volta conservata al Correr. Anche lì si trovano, ha dato una lista di spese più dettagliata di altri e effettivamente le voci coincidono in larga misura. L'ammontare ovviamente è un altro discorso, quelle sono le cose che fluttuano e che cambiano molto più velocemente. Quindi se si vuole cercare un riscontro, comincerei con la contabilità. Ecco. C'è una domanda qui? Sì, sono Egidio Ivetic, Università di Padova. Una domanda per il dottor Sopracasa. Ho visto il suo importante lavoro, cioè, è veramente impressionante. È impressionante la ricchezza dei dati che fornisce. Mi ha colpito questa specie di geografia delle misure, no? Volevo una sua opinione, ma qui ci troviamo di fronte anche a un documento che ci esplicita la cultura di tutta una serie di paesi. Mi colpisce soprattutto quello della Siria e volevo chiederle anche chiaramente se intende anche proseguire avanti col lavoro, nel senso di pubblicare anche le tariffe per quanto riguarda la Siria del 500. Mi pare che ci sia un dato non solo appunto relativo per la storia economica, per questa visione dei commerci veneziani, ma anche una prova della cultura di tutta una vasta area che va appunto dal Mediterraneo, dall'Inghilterra al Mediterraneo orientale, e poi lei ha toccato giustamente anche queste geografie più lontane, cioè l'Oceano Indiano, l'India stessa. Quindi la sua opinione in merito mi pare, ed è un commento, che il suo prezioso lavoro dia un grande contributo a quella nuova tendenza che c'è, quella di cercare le connessioni, no, tra i continenti in un'epoca in cui si allargano, no, si allarga la storia, si parla ormai di world history. Mi pare che con questo suo contributo, che va appunto, anche la cronologia è molto importante tra il 400 e il 500, posizioni Venezia in una visione ancora in un mondo più ampio di quello che in genere noi riteniamo, spesso concentrati su spazi più ristretti. And I have a question for Professor Farocchi about the Adriatic. Which was, in the end, the vision of the Adriatic Sea, or the role of the Adriatic Sea from the Ottoman point of view? In the sense, was it a border sea, a definite border, or some kind of space of conquest? What is your opinion? Thank you. Well, it seems that in the period we're talking about, just after 1600, it's not really an area of conquest. It's an area that, the Venetians are supposed to be responsible for. That is, there's no Ottoman navy there. And in fact, one of the reasons why the Venetians are willing to go to war with the Habsburg Archduke over the Uskoks is exactly because the Ottomans threaten Saporosa that they might send a naval detachment if this problem isn't solved. And for the Venetians, that is very serious, not just because of the damage it might do, also because of the loss of prestige, in the eyes of, let's say, the governors of Milan. So the idea that the Ottomans might send a navy makes the Venetian Senate extremely nervous, which means normally, no, it's not there. And therefore, the Spanish Navy that comes out there a couple of times, and that is a serious issue. You get corsairs, yes, plenty. I mean, and we know that the coasts of southern Italy were threatened quite often, but this was never the official Ottoman Navy. And, corsairs being what they are deniable. And as we have seen in these documents, they are extremely deniable.
that is, the commanders of Avlonia and other such places get orders saying you are not supposed to support these people, you are not supposed to buy anything that they offer, you are supposed to prevent the subjects from buying anything from them, you are supposed to make sure that no Venetian subjects get enslaved. So at this point, I mean, we're talking of a time when the Ottomans and Venice are at peace, that the Ottomans do not see the Adriatic as a space of, at least of conquest, at least not in actuality. That's going to change during the War of Acandia. But at this point, I mean 1618, it seems it's a space where merchants travel, where corsairs of whatever side can cause a great deal of trouble, and where, in principle, the Venetians are responsible for the security of merchants. And that's why you get these limitations. Yes, this is true as long as the robbers are at sea, but once they enter Habsburg territories, the Venetians don't have to pursue them. Okay? So, I mean, of course, what happens in practice, again, is a different story, but the Ottomans at this point don't see this as an area where they're going to make conquests in the near future. I mean, the time of Mehmed II is long past. Thank you. Professor Sopracasa? Sì, le tariffe parlano effettivamente di un incontro, sebbene siano documenti fatti da veneziani, come dicevo, per i veneziani, ad uso dei veneziani, la loro essenza stessa è il rendere conto dell'altro, di cui ci lasciano quindi un esempio degli usi, della cultura, volendo estrapolare ulteriormente magari anche della mentalità, condivisa o meno con i veneziani. Il quadro ampio che porta fino in India è appunto, come dicevo, solo la tariffa della Marciana, però è significativo che ci sia che il redattore, che probabilmente ha aggiunto una serie su un nucleo iniziale riguardante Tripoli e Aleppo, ha aggiunto una serie di altri documenti, tra cui quasi in chiusura questi passaggi in stile pratica di mercatura riguardanti l'Oriente dell'Oriente, insomma, per quel che riguarda la presenza veneziana, che è una testimonianza di una presenza magari non così visibile, ma decisamente esistente, che si va ovviamente, per quel che riguarda Venezia, rarefacendo. Le potenze che dominano in quelle zone sono altre, ma questo non ha rappresentato un restringimento dello spazio economico veneziano. Una presenza quantitativamente certo meno significativa, molto probabilmente un po' più aleatoria, ma appunto trovarlo in documenti anche di questo tipo, chiaramente la cosa va sostenuta da altra documentazione, come per esempio le lettere commerciali che ancora richiedono studio e che danno conto di reti di scambi assai più importanti e che ci portano più lontano della Siria anche nel XVI secolo. Allora, abbiamo tempo o dobbiamo chiudere? 7 minuti. Certo. Fatto quello che molto spesso si affronta il documento come fonte, non come oggetto dello studio. Il primo passo quindi è quello. Il secondo passo è quello dal documento alla logica del documento, e qui mi veniva qualche considerazione in relazione ai due interventi di Sopracasa e di Ermanno Orlando,
ma soprattutto quello sui patti. I patti, quei patti, quelle pattuizioni, noi le ritroviamo molto simili per altri stati, io penso specialmente a quella che conosco di più, quella dell'area italiano-italica. Sono apparentemente simili, sono i patti qui e là, tensioni politiche, giuridiche, commerciali e via dicendo, quindi ci propongono la stessa immagine. Quello che forse è più difficile recuperare è la logica che sta dietro ai diversi casi. Cioè il testo può essere molto simile, il presupposto può essere molto diverso e credo che questo per Venezia, e chiedo se sei d'accordo, lo si vede soprattutto in una tipologia particolare di patti, non quelli che ha trattato, ma quelli che vengono istituiti con le comunità che entrano a far parte del dominio, che è un patto un po' formale, perché è chiaro che c'è chi ha vinto e chi ha perso. Ora, Venezia rispetto alle altre località, mi riferisco all'area italiana, mi pare abbia una peculiarità, che è quella del puntiglio, della preoccupazione, del rispetto dei patti, non soltanto per quello che riguarda i diritti, che è semplice, ma anche per quello che riguarda i obblighi. E io credo che questo consenta un ragionamento di seconda battuta, vale a dire la peculiarità dello Stato veneziano rispetto ad altri Stati. È una cultura mercantile. Credo che questo lo si veda bene perché il patto è qualcosa che è lo stesso nella formulazione, ma è diverso nella logica tra lo stato del principe e lo stato invece del mercante. Quindi il documento può essere lo stesso, se vai a grattare credo che si trovi una realtà diversa, o mi sbaglio? No, sono pienamente d'accordo. Poi, tra l'altro, la semplice considerazione che questi patti, per quanto appunto, cioè sia che si tratti di patti con la terraferma, quindi patti di dedizione o comunque patti che regolano i rapporti giuridici e politici con i domini di terraferma oppure i domini da mare, eccetera, sia che si tratti nello specifico di patti commerciali come quelli che io ho analizzato, sono conservati a Venezia nelle stesse serie, i libri Pactorum, cioè non c'è una distinzione dal punto di vista né formale né redazionale né di struttura, cioè sono tutti raccolti questi patti. Soltanto a metà 300 ci pensa Andrea Dandolo, raccoglie tutti questi patti e li sistema in due serie distinte, nel Liber Albus e nel Liber Blancus, mettendo in uno i patti con il mondo occidentale, i rimanenti i patti con il mondo orientale. Però poi è difficile distinguere, cioè dentro c'è un po' di tutto ed è vero che poi la sostanza della cosa è l'atteggiamento di Venezia, e l'atteggiamento di Venezia è sempre un atteggiamento molto contrattuale, cioè il patto è sempre l'occasione per andare un po' più avanti, per contrattare, per negoziare, e c'è dietro il mercante, c'è la cultura del mercante, sia nell'un caso che nell'altro. Io non vedo grossa differenza da questo punto di vista, però poi ci sono a metà del 300, già del 300 i patti si estinguono come serie e comincia la serie dei commemoriali che però tira dentro i patti e tira dentro molto altro ancora. Ma la sostanza è questa, cioè non vedo grosse differenze. Professor Jacobi. Posso in inglese? Sì. You did not mention a very important subject in the relations in the document, in the agreements between Venice and Byzantium, which is the problem of nationality. No, allora non è che l'ho omesso, era anche sulla relazione, ma per questioni di tempo ho dovuto tagliare. Il problema della nazionalità e dell'identità, dell'appartenenza è un problema fondamentale, perché è evidente che questi patti e queste clausole, sia di natura economica sia di natura giuridica, valgono solo per i veneziani. Quindi in caso di
identità dubbia, cioè bisognava intervenire per chiarire l'identità del mercante, cioè se era o no un veneziano, se poteva appartenere o meno alla comunità veneziana. Qui le cose sono molto diverse. Lei ha parlato di Costantinopoli, quindi a Costantinopoli per esempio c'erano, mi pare di ricordare, 2 canali per accertare l'identità e l'appartenenza del veneziano. Uno era direttamente il bailo che apriva un'inchiesta e quindi poi doveva certificare l'appartenenza e l'identità del mercante, l'altra era il giuramento del mercante stesso davanti ad ufficiali dell'impero bizantino. Però questo non era dappertutto. Per esempio a Cipro ci volevano 2 testimoni che testimoniassero appunto che quella persona era un mercante veneziano. Però ecco, la questione dell'identità è essenziale. Mi scuso se per problemi di tempo ho tagliato. Dunque, c'è un'ultima domanda qui. Voleva chiedere qualcosa? Sì. Io mi sento un po' imbarazzato in un convegno di storici dedicati al commercio internazionale, perché di base sono un giurista, no? Però mi ha stimolato molto la relazione del professor Orlando e anche degli altri. Vorrei, se è possibile, no, molto umilmente, no, esprimere alcuni concetti di base giuridici, perché laddove c'è un contratto di un mercante che sta all'estero c'è tutta una sequenza logica di fatti giuridici rilevanti. Il primo punto, no, è la protezione all'estero del commerciante, evidentemente, e che quindi va assicurata in questo modo. Il secondo punto è evidentemente che cosa succede quando c'è una disputa tra un contraente diciamo veneziano e di un altro Stato. E quindi è un problema, se vogliamo, di competenza di qualche giudice, no, delle cose. E poi infine c'è un altro problema abbastanza importante, che è il problema, no, della legge applicabile, perché che legge si va a applicare a questo rapporto. Da un punto di vista giuridico questi concetti sono stati elaborati abbastanza bene nel tempo, no? Perché in quanto alla protezione esiste una pletora di contratti, di convenzioni o trattati internazionali, non solo veneziani, ma anche di altri paesi. No? Genova senz'altro uguaglia la quantità di trattati stipulati, ma poi ci sono Pisa, ci sono lo Stato di Aragona, no? Nessuno forse ne ha mai fatto di questo tipo di ricerca. In ogni caso questi trattati hanno sempre nella loro ripetizione nel tempo, con dei contenuti che nel tempo si sono ampliati, no? Hanno dato luogo alla formazione di un diritto internazionale consuetudinario, per cui a un certo punto nel tempo, no, si è creata questa norma che indipendentemente dalla pattuizione, no, interstatale si è venuta affermando e quindi valeva per tutti, no? L'espansione dei contenuti è stata tale che alla fine dei principi dell'Ottocento ormai i contratti che si erano stipulati erano contratti trattati di stabilimento, di commercio e di navigazione, quindi erano onnicomprensivi. Questo per quanto riguarda, no, il trattamento dello straniero. Rapidissimamente c'è un altro problema, abbiamo detto della competenza giurisdizionale di un giudice. Se un mercante veneziano andava a Southampton e un problema sorgeva perché aveva trovato dei difetti alla partita di qualsiasi merce acquistata, c'era anche quindi un problema di andare a trovare un giudice. Allora, in certi casi nei trattati si veniva risolto questo problema, per esempio ai tempi dell'impero bizantino
come è noto c'era una commissione specializzata, no, a cui partecipava anche il Baglio, che si occupava di controversie tra veneziani contrari. Però questo non c'è, evidentemente è un aspetto che va L'ultimo problema, infine, era il problema della legge applicabile, che era un problema che non è un problema moderno, ma sin dai tempi del Bailo, scusate, fin dai tempi di Bartolo da Sassoferrato, era stato affrontato con il suo trattato sulle rappresaglie. Quindi alla fine, se devo fare una domanda, e la farei al professor Orlando, in che misura Venezia ha contribuito alla risoluzione di questi problemi? So che è una domanda da 100 pistole, no? Però lei è uno specialista di questa materia e quindi a lui No, evidentemente è una questione molto molto complessa, quindi adesso credo che in 2 minuti sia difficilissimo. Alcune suggestioni posso dare molto velocemente. È vero che c'era un problema di fori e di competenza di fori, perché il consolo, il bailo veneziano aveva competenza, ma questo eventualmente può dirlo anche Alessio Sopracasa, aveva competenza limitatamente al civile e soltanto per le cause tra veneziani. Tra veneziani e forestieri c'era tutta una casistica, per cui di solito se la parte attrice era un veneziano, la causa era di competenza del tribunale locale; se la parte attrice era un non veneziano, era competente del bailo o del console. Limitatamente il bailo e il console avevano anche giurisdizione sul penale, ma soltanto per le cause minori, quindi non cause di sangue, non le cause che potevano implicare pena di morte o pene corporali di questo tipo. Ma anche qui soltanto per vertenza tra veneziani. La casistica diventava molto più complessa se la vertenza era tra un veneziano e un forestiero. E allora se la vittima era veneziana, per esempio, era di competenza del consolo del bailo. Se la vittima invece era un forestiero, era di competenza del tribunale locale, e così via. Addirittura ci sono casi, come mi pare a Trebisonda o a Tana, adesso forse sbaglio, in cui per questi tipi di casi i 2 tribunali dovevano risolvere la questione assieme, applicando le leggi sia del diritto, diciamo, consuetudinario, oppure diritto romano, diritto comune, ma sia le leggi musulmane o bizantine o quello che via discorrendo. Quindi c'è una casistica veramente molto molto complessa, e quindi non credo di poter... Allora, è stata una mattinata affascinante. Ricominciamo alle 14:30.